Sarà il medico legale Alberto Alongi, su incarico della Procura, ad effettuare oggi l'autopsia sul cadavere di Francesco Simone, 69 anni, l'uomo di Favara, titolare di una rivendita di autovetture, ucciso nella mattinata di giovedì 7 dicembre a colpi di pistola nella sua abitazione in campagna, contrada Poggio Muto. Pare che l'operazione si affiderà anche ad una TAC finalizzata a capire il numero di proiettili sparati e che hanno raggiunto il corpo dell'uomo, anche se è chiaro che quello fatale è stato diretto al volto. Particolari importanti al fine di comprendere se Simone fosse scappato o conosceva il suo assassino. I carabinieri che stanno conducendo le indagini terranno conto anche della eventuale presenza in zona di impianti di videosorveglianza e di un'attenta analisi del cellulare della vittima.